TNT Produzione. A Mega Man non c'è chi compete. A Mega Man non c'è chi compete. A Mega Man non c'è chi compete. Chi può comprendere l'ira di era. Mega Man non c'è chi compete. A Mega Man non c'è chi compete. A Mega Man non c'è chi compete. Chi può comprendere l'ira di Eracle. E chi crede conviene che qui Mega Man non c'è chi compete, ma tra cicli storici chiedi tra gli uomini convi fatiche in numero 12. La prima fatica gli valse ferite d'un prezioso cimelio, la pelle del leone nemeo, invulnerabile a pietra e ferro. Finse la belva nudo, fu abile nel corpo a corpo tremendo, poi si recò all'Erna a espletare il secondo punto dell'elenco. L'idra dalle 100 teste di serpe, corpo di cane, è necessario cauterizzarle tutte e seppellire quell'immortale. La terza prova sul monte Rimanto fu la caccia al cinghiale, lo spinse in una forra innevata catturando vivo il feroce esemplare. Fu l'ora della quarta fatica in sfregio una dea, aveva corna d'oro, zampe in bronzo, la cerva di Cerinea. Vuole sentire la quinta tra voi uomini avidi, fuggirono rapidi, volatili, noti come stinfalidi. Ma tra i tanti incarichi che lui prese a dovere, il sesto fu il furto del cinto alla regina delle donne guerriere. Ammazzoni passandole da parte a parte, per poi sottrarre loro il cinto d'oro tornito da Marte. La settima prova, porto critiche e onori, la pulizia delle stalle di Augia, 300 tori. Deviando 2 fiumi vi giunse una tale mole che Augia vide le stalle nettate prima del calare del sole. L'ottava fatica fu senza pari ripari, il toro ansimava, sputava fiamme dalle nari. Si protese, poi prese il toro cretese, lo sottomise al suo piede per poi riportarlo a Micene. La nona fu il furto delle cavalle antropofaghe, messo a dura prova il gran coraggio di Eracle. Prese Diomede furente, lo condusse dalle giumente, lo diede in pasto alle sue stesse bestie cruente. Ed ecco la decimazione, chiamata a una nuova missione. Mansione, si sentì l'urlo dell'urto, fu furbo nel furto dei buoi di Gerione. Fra i suoi fu migliore, in odio a Giunone. La bestia a 3 corpi, in 3 colpi era morto il mostro urlatore. Il nostro oratore parlò di chi ebbe meriti epici, di chi in un istante inganna Atlante. Intanto rubo i pomi e gli asperiti, tu tieniti regiti se senti il cielo che tuona. Scese negli inferi dopo il celebro Cerbero, fu l'ultima prova. A Mega Man non c'è chi compete. A Mega Man non c'è chi compete. A Mega Man non c'è chi compete. Chi può comprendere l'ira di Eracle. Mega Man non c'è chi compete. A Mega Man non c'è chi compete. A Mega Man non c'è chi compete. Chi può comprendere l'ira di Eracle.